Buongiorno a tutti, sono Cazzaro Claudia, dietista del servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 6 Euganea di Padova e oggi vi parlerò dell'importanza della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica. Inizio col presentarvi gli strumenti utilizzati dal servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione per la valutazione dei menù scolastici. Sono strumenti che tengono in considerazione gli aspetti nutrizionali e igienico-sanitari e valutano i fabbisogni medi della popolazione collettiva suddivisa per fasce d'età per quanto riguarda i macro e i micronutrienti. Come vedete è presente anche il ricettario 2.0 della Regione del Veneto perché oltre agli aspetti nutrizionali sono importantissimi anche quelli culinari e quindi questo ricettario vi presenta un sacco di ricette a disposizione equilibrate e anche gustose. Le linee di indirizzo per la ristorazione scolastica hanno l'obiettivo di promuovere la salute e di prevenire le patologie cronico non trasmissibili come diabete, obesità, malattie cardiovascolari, di cui l'alimentazione scorretta è tra i fattori principali. Instaurare quindi una corretta abitudine alimentare fin dalla tenera età aiuta a prevenire tali patologie. Nelle linee di indirizzo sono presenti anche le diete speciali, ossia quelle diete per intolleranza, per allergia, che prevedono l'esclusione di un determinato alimento dai menù. Il servizio Igiene Alimenti si occupa di valutare anche queste diete. La ristorazione scolastica è sempre più importante in quanto è un momento educativo che coinvolge i bambini, le famiglie e le scuole. Le linee guida prevedono un menù quindi equilibrato, basato solitamente su una rotazione di 4-5 settimane. Questo perché permette di variare gli alimenti senza mai ripetere le stesse pietanze in diverse settimane e permette di garantire anche una corretta stagionalità. Il menù deve prevedere anche dei metodi di cottura semplici e, se previsto, lo spuntino non dovrebbe coprire più del fabbisogno di circa 5-10% e dovrebbe essere quindi composto da frutta, verdura o yogurt. Per quanto riguarda l'organizzazione dei pasti, è necessario tenere in considerazione che ogni pasto deve ricoprire un certo fabbisogno calorico per equilibrare gli apporti giusti durante la giornata. Ad esempio, la colazione dovrebbe fornire all'incirca un 15-20% dell'energia totale giornaliera, lo spuntino della mattina circa il 5%, il pranzo, che è il pasto principale, il 40%, la merenda del pomeriggio il 5-10% e la cena serale il circa il 30% dell'energia totale. Inoltre è necessario ripartire correttamente le frequenze durante la settimana e il mese per quanto riguarda il consumo dei diversi alimenti. Nella slide seguente vi riporto quindi le tabelle delle linee di indirizzo dove potete vedere che per ogni fascia d'età e per ogni gruppo alimentare sono riportate le grammature a crudo di ogni alimento. Le linee di indirizzo per la ristorazione scolastica prendono come riferimento nella scelta degli alimenti la piramide mediterranea. In questa slide vi mostro quindi la piramide alimentare associata alla piramide ambientale, in quanto la sostenibilità è un aspetto fondamentale dell'ultimo periodo. Alla base di tutto troviamo la convivialità e il tempo speso insieme durante i pasti, in famiglia o nelle mense scolastiche. Anche se in questa piramide non è segnata, non dobbiamo assolutamente dimenticarci che un altro gradino importantissimo della nostra piramide è quello ricoperto dall'acqua. L'idratazione è fondamentale. Nei gradini alla base della piramide, come potete vedere, troviamo quegli alimenti che dovrebbero occupare la maggior parte della nostra alimentazione giornaliera. Verdura, frutta, ancora meglio se segue la stagionalità, cereali, meglio se integrali, e legumi. Questi alimenti, come potete vedere, per quanto riguarda la piramide ambientale, sono alimenti a bassissimo impatto. Salendo nella nostra piramide, vediamo come nell'uso settimanale compaiono latticini, pesce, uova, carni bianche. Questi alimenti si trovano a metà via anche per quanto riguarda
la piramide ambientale. Sono quindi alimenti da consumare settimanalmente nelle porzioni riportate nei LARN e nelle indicazioni delle linee guida. Arrivando all'apice della piramide, invece, troviamo carni rosse, carni trasformate, dolci. Sono quegli alimenti da consumare il meno possibile, mensilmente, e possiamo vedere che anche per quanto riguarda la piramide ambientale, sono alimenti da consumare molto poco proprio perché il loro impatto è altissimo. Questo tipo di distribuzione settimanale e mensile ci permette di seguire le indicazioni dei LARN per quanto riguarda i fabbisogni dei vari macronutrienti. Infatti, i carboidrati dovrebbero ricoprire all'incirca il 45-60% del fabbisogno calorico giornaliero. I grassi dovrebbero apportare dal 20 al 35% del fabbisogno calorico giornaliero. Le proteine all'incirca il 10-15%. Indispensabili sono poi le fibre che non possono mai mancare e che vengono apportate principalmente con verdure, frutta, legumi e cereali integrali. Ultima ma non meno importante, l'acqua. Non può mai mancare nella nostra alimentazione, deve essere alla base della nostra piramide alimentare. 1,5 litri, 2 litri al giorno sono consigliati. Tutti gli aspetti precedentemente analizzati, quindi il piatto, la piramide, le percentuali, ci permettono così di elaborare un menù scolastico sano ed equilibrato sotto tutti i punti di vista. Un'ultima nota va fatta per quanto riguarda i bis. Questi vanno scoraggiati o limitati esclusivamente per quanto riguarda verdure ed eventualmente frutta. Vi ringrazio per l'attenzione, buona giornata.